partita perché comunque gli ultimi 5 minuti ti ho visto soffrire a più non posso. Inevitabilmente, perché comunque la partita è in equilibrio, perché stai vincendo solo 1-0 e gli ultimi 5 minuti sono sempre quei palloni anche buttati magari un po' casualmente. Loro tra l'altro hanno anche forza fisica, forse hanno perso un po' di centimetri quando sto Marchesan, ma comunque davanti hanno Kais, giocatori che comunque sanno anche giocare sulla spizzata, la seconda palla di cima, sarebbero stati palloni molto molto pericolosi. Per fortuna siamo riusciti a limitare comunque questa cosa qua e credo che insomma il risultato sia legittimo, forse una prestazione meno bella di altre volte dal punto di vista tecnico, però oggi serviva sostanza e doveva essere così. Dicevamo in telecronaca che non si erano mai visti 2 gol nei primi 10 minuti dell'Eclisse e li avete frastornati, è stato un 1-2 tremendo. Sì, sicuramente sono stati 2 gol che potevano anche, diciamo, ammazzare la partita, però non ammazzano di sicuro il Vittorio Veneto, che ha qualità e giocatori per poter, poi fatti così presto, penso forse sia l'8° minuto che eravamo già 2-0, la partita ovviamente è ancora lunga. Mi dispiace per il gol subito perché ci eravamo abbassati troppo in quel momento là e la situazione con cui hanno fatto gol nasce da un po' di disattenzione da parte nostra, come al solito, da una rimessa laterale e poi una punizione, una palla dentro l'area dove non con forza la respingiamo fuori dall'area e questo è un errore che dobbiamo, specialmente in questo finale di campionato, toglierci del tutto, perché se mai la partita è in equilibrio vai sotto 1-0 diventa una situazione troppo pericolosa per noi. Sento i ragazzi cantare e festeggiare negli spogliatoi, mi pare che anche tu penso potrai unirti al coro perché ci vuole, insomma questi 3 punti erano importantissimi. Diciamo che è una domenica un po' più rilassata, almeno per oggi. Ovviamente manca ancora degli step perché ci sono ancora 3 scontri diretti, più la partita di Oderzo che sarà sicuramente dura contro un avversario qualificato, quindi dobbiamo ancora stare sul pezzo e fare ancora dei punti che ci permettono di arrivare in una zona di salvezza, magari evitando la coda di campionato che era il nostro obiettivo. Bene per la vittoria, bene per i punti, poi maturati contro il Vittorio Veneto sicuramente fanno piacere anche a tutto l'ambiente perché ci volevano, mancava la vittoria da un po' di tempo, al di là proprio nel girone di ritorno sono state poche le partite vinte e quindi oggi va bene così, ma insomma da domani bisogna poi compattarci di nuovo.